L'agricoltura mi è sempre piaciuta perché ovviamente i nonni mi hanno insegnato a dargli una mano quando era il momento nei loro campi e così via. Avevo entrambi i nonni che facevano, una volta si faceva il vino a casa, ma oltre al vino avevano animali da cortile, avevano il seminativo, gli ortaggi, e quindi non mi pareva vero per andare anche semplicemente a raccogliere, da noi si dice bruscandoli, la stoppettina, cose così, o il terrasacco, e quindi un momento, come dire, spensierato di stare in mezzo alla natura. Il nome Pradeoro deriva dalla prima volta che sono stata qui e ho detto: ma il prato è prato, perché c'era solo prato, è dorato, è giallo c'è, quindi perché non lo chiamiamo Pradeoro? Quindi lì è nato il nome Pradeoro. E con il tempo, insomma, ci siamo sviluppati, abbiamo creato una linea di cosmesi che è Lumaca de Oro, estraiamo bava di lumaca ora, forniamo laboratori, forniamo ditte che ci chiedono quindi bava all'ingrosso. Abbiamo creato un metodo nostro, proprio conoscendo un po' a fondo la lumaca e partendo proprio con poco, e con il tempo, insomma, ci siamo sviluppati, abbiamo creato la gestione della lumaca, quindi segue i suoi ritmi. Allora può essere la mattina il controllo dell'allevamento, bisogna eventualmente integrare il cibo che loro mangiano anche con della farina, che noi abbiamo anche il mais, e quindi noi siamo anche biologici come azienda agricola per quanto riguarda sia l'allevamento delle lumache, le ortive, eccetera, quindi abbiamo anche la parte degli ortaggi. Le migliorie del PSR sono state quelle appunto di fare una ristrutturazione pesante di questa struttura dove ci troviamo ora. Prima era un ricovero attrezzi pericolante e ci ha permesso appunto di valorizzare ovviamente l'immagine anche dell'azienda agricola, un punto anche per accogliere i clienti, poi non da meno ovviamente avere un luogo idoneo per l'estrazione della bava di lumaca. Una bava di lumaca che è certificata biologica e la vendiamo appunto nei laboratori di cosmesi, nei laboratori anche che producono detergenti per le persone. È servito perché dà un'immagine diversa, c'è più affluenza, l'arrivo, l'affluenza della gente comunque ti porta a far conoscere il marchio, a far conoscere l'azienda. Il bando PSR, Piano Sviluppo Rurale Veneto, è un'opportunità per i giovani imprenditori agricoli.